Osimhen, rinnovo ad hoc, clausola anti-Juve e bonus triplicati. Ciao tifosi azzurri, benvenuti al canale di notizie del Napoli. Lasciate un like a questo video e iscrivetevi al canale per aiutarci a crescere e rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il Napoli. Andiamo al video. Victor Osimhen è pronto per rinnovare. Il bomber nigeriano, insieme al suo staff e al presidente De Laurentiis, ha trovato la soluzione per arrivare al via libera. Secondo il giornale, sembra che il mecenate voglia tenere le notizie più importanti per i prossimi giorni, da cui anche il rinnovo di Zielinski. Con il nigeriano si è spinto ancora oltre. Stipendio di 12 milioni di euro, diritti di immagine che vanno anche all'attaccante e una clausola da 150 milioni valida per l'Europa, l'Arabia e anche per l'Italia. Una sorta di clausola anti-Juventus, per così dire. Perché, con i conti in mano, solo la Juventus, nel caso tornasse in Champions League, avrebbe la forza economica in Serie A per cercare di strappare il nigeriano entro un anno. Con Osimhen sorgono quotidianamente alcune piccole problematiche legate ai dettagli di un contratto che, fin dalla prima bozza, conta circa 40 pagine. Anche i bonus sono triplicati, circa 400.000 euro raggiungendo i 20, tra gol e assistenze, e così via. Prossima notizia dal Napoli. Kvaratskhelia, rinnovo da rifare, la gente alza le richieste. L'edizione di oggi del giornale torna a parlare del futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Tutto sembrava fatto per il rinnovo del georgiano, ma dopo la vicenda di Victor Osimhen, la gente ha alzato le richieste. Il signor Mamuka Ujeli, suo agente, è un uomo paziente. È a Napoli da una settimana. Ha avuto modo di parlare a lungo fino a ieri sul lungomare con Christian Zaccardo, che è stato il promotore di Giuntoli per il naufragio nel caso Kvara, e rimarrà lì per almeno un'altra mezza dozzina di giorni, forse meno, in attesa di incontrare Aurelio De Laurentiis. Dovrebbero parlare tra di loro, per aggiustare quel salario di 1.400.000 euro che il presidente vorrebbe portare a 2 milioni e mezzo, ma il manager ambisce a spingere fino a 5. Sono distanze che sembrano inaccessibili, ma chi dribbla il vento sa sfuggire all'ostacolo dell'impazienza. Per ora, il Lazio è lì. Qual è la tua opinione, tifoso azzurro? Il Napoli fa bene a rinnovare i contratti di questi due campioni o no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti, perché è molto importante per il nostro club del cuore. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.